Amici Pelini, buongiorno, mi sono svegliato un po' così in fretta e furia perché vi dovevo postare, non l'ho postato sul canale Fluidzot, mi dovete perdonare, ma ve lo posto qui perché devo aggiungere una cosa e non voglio che vada persa. Perché più che la simulazione della partita, la classica simulazione, io vi devo far vedere un'altra simulazione che mi stava sfuggendo, aiuto! Nico Paz, completamente paz! Diamo il benvenuto a Domenico Coppola, a tutti i nuovi iscritti, grazie per aver visto il video folle di ieri e Spider-Man tocca a lui giocarsi questa partita, ma nel frattempo io intervengo per farvi vedere questa cosa che stava sparendo dai radar. Cominciamo. I rumori. Eccoci qua, mi sposto da quest'altra parte mentre Spider-Man fa la formazione e io metto Elmas titolare perché mi sembrava sfizioso dare continuità a Elmas esterno sinistro. Mi piacerebbe vederlo dall'inizio, però le formazioni che ci porta Sky confermano Rachmani, confermano anche Buongiorno, quindi vediamo se toccherà a lui. Spinazzola come terzino sinistro e però portano Neres, il che è anche nella logica delle priorità di Conte, delle sue gerarchie, quindi si potrebbe cominciare così. Ovviamente un occhio particolare a Højlund perché ritorna nella sua freschezza che ci serve tantissimo in attacco. Il resto delle cose sono abbastanza logiche e normali. Facciamo conto che una partita del genere potrebbe anche essere equilibrata e vediamo come finisce questa simulazione, però mi viene da dire, perché qualcuno mi ha chiesto pronostico Napoli, io dico il pronostico di oggi, però non escludo, diciamo, un pareggio, che è una cosa che il Napoli ancora non ha fatto. E visti i valori in campo, viste le possibilità, ci potrebbe stare, comunque fa parte del periodo, insomma, di tutte le partite ravvicinate, non sarebbe poi terribile, anche se ovviamente qualsiasi rallentamento ti porta, visto che stanno tutte là, e ti porta magari a perdere anche posizioni in classifica, ma andiamo con calma. Voi sapete, la polemica con Bergonzi che si è fatto venire la bava alla bocca per quanto riguarda la situazione di Di Lorenzo. Non ve lo posto qui video perché non si può fare, però magari un reel sui mini social oppure sul canale Telegram che trovate in descrizione lo posso postare. Per fare storico, riascoltiamo le parole di Bergonzi insieme. Bene, Mauro Bergonzi, perché dirà qualcosa che nessuno ha dichiarato finora. Andiamo a rivedere il rigore di ieri sera, il minuto il 33, possiamo partire con le immagini, possiamo partire con l'azione. C'è questa bella triangolazione, contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, direttore di gara, posizionato molto molto bene, non vede nulla, non prende nessuna decisione. In questo momento c'è l'assistente numero 1 Bindoni che gli dice tramite auricolare è rigore, e lui fischia il calcio di rigore. L'assistente numero 1 si prende una gran bella responsabilità, posizionato qua sulla linea laterale, distante però da dove c'è l'episodio, da dove c'è il presunto contatto, il contatto tra Già cominciamo con il presunto contatto verificato, tra l'altro verificato dal VAR, quindi non vi permettete proprio, vabbè, ma magari non era uscito ancora Open VAR e quindi Bergonzi può giocarsela così. Presunto contatto, andiamo avanti. Mkhitaryan e Di Lorenzo si prendono la responsabilità in epoca VAR, ma cosa succede? Guardate Di Lorenzo, gamba sinistra che si allarga tantissimo, non a proteggere pallone, qui questa gamba sinistra si allarga per andare a cercare un contatto, per andare a cercare un fallo, il contatto tra i due poi è leggerissimo, ma è la gamba sinistra di Di Lorenzo che è un gesto antisportivo questo. E io mi sarei aspettato che cosa? Che il VAR Marini richiamasse davanti al monitor il direttore di gara per fargli vedere questa situazione, questa gamba sinistra che si allarga in modo improprio
a creare un inganno al giocatore dell'Inter. Per me qua non è mai calcio di rigore e ci poteva stare il cartellino giallo per l'antisportività del giocatore del Napoli. Allora, tra l'altro vedi, poi lui quando poi chiederà scusa, tra virgolette, le scuse che sono peggio del buco, la famosa toppa, lui dice no, ma io parlo di gesto antisportivo, non mi sarei mai permesso di dire che Di Lorenzo è antisportivo. Hai parlato cartellino giallo per l'antisportività, quindi hai dato una bolla proprio sul giocatore, che poi viene cavalcato ovviamente da tutti i social che già avevano deciso. Questo è l'atteggiamento di Bergonzi. A questo atteggiamento io ho chiesto sui social, su X, ho detto ma mi fate vedere tutte le altre volte in cui Bergonzi nei confronti di altre simulazioni vere e proprie, cioè gente non toccata nemmeno che stramazza al suolo, gente sfiorata sulla spalla che si tocca la faccia, Bergonzi si fa venire la stessa bava, la stessa tremarella che dice è antisportivo, non si può sopportare, e nessuno mi ha postato niente, perché non c'è uno storico di Bergonzi così eccitato dal far notare una cosa antisportiva. Ma il dio del calcio ti propone sempre un'altra cosa nel giro di poco tempo, uguale e contraria, e mi stavo perdendo questa cosa perché io non l'avevo vista col Como, col Verona, con Gagliardini e Nico Paz, che a quanto pare si sono battibeccati un pochino per tutta la partita, e avviene questo, ascoltiamo. E dobbiamo rivedere, Mauro, un momento abbastanza importante. È un episodio sul finale del primo tempo dove darò la parola a loro e il giudizio lo devono dare loro. No, Mauro, la parola la tua parola definitiva, Mauro. Poi la mia parola definitiva. A volte i calciatori si mettono in difficoltà gli arbitri, e mettono in difficoltà il VAR, mettono in difficoltà anche gli avversari. Partiamo con l'immagine, siamo sul finale del primo tempo, azione con l'arbitro che dà le spalle, guardate Nico Paz, si abbassa, si appoggia con la testa a Gagliardini già ammonito, va a terra e si tiene il volto. Onestamente è una situazione un po' delicata, un po' così, crea un po' di disagio, anche perché non so se ha avuto dei problemi Nico Paz, se non stava bene, si appoggia la testa per provocare, non ti so dire. Io ti faccio solamente vedere le immagini e lascio a voi il giudizio di quello che è successo sul terreno di gioco. Gagliardini, cioè prima ti fai venire la bava, gesto antisportivo, doveva essere ammonito Di Lorenzo, ma invece che cosa è cambiato? Perché ci danno un chip, ma un chip, noi vogliamo un chop, un chip e un chap. Non dai più il tuo giudizio. Che ci stai a fare allora nella trasmissione come arbitro, come ex arbitro che deve giudicare le cose? E qua un po' in difficoltà, non lo so che cosa è successo, come mai. Nico Paz proprio che cerca il contatto andando con la testa verso la spalla di Gagliardini per poi simulare un colpo, Gagliardini fermo immobile per farlo ammonire, per fargli arrivare la seconda ammonizione, e quindi anche Nico Paz una grande delusione sotto questo punto di vista. Sei giovane, sei fortissimo, non fare così, ma la direzione è quella, i bambini piccoli stanno simulando, quindi la direzione non ne usciamo più. Bergonzi ha cambiato atteggiamento, non è più, quindi non lo faceva prima, lo ha fatto per Di Lorenzo, adesso non lo fa dopo, quindi non lo sentiremo mai più sbavare nei confronti di un gesto antisportivo, è un gesto antisportivo, quindi non lo so che è successo, mette in difficoltà, ma è una cosa delicata, non mi permetterei mai. Cosa dici Stefano? Cosa dici? No, ma non riesco a capire perché l'ho fatto prima. Esatto, perché abbassa la testa prima. Davvero questo non lo posso spiegare. Allora, io stavo guardando la partita, si sono punzecchiati 30 secondi prima, che si sono attaccati, si sono detti qualcosa, queste cose qua. Il fatto che tu mi dici che Gagliardini era già stato ammonito, molto probabilmente Nico Paz ci ha provato a fargli dare il secondo giallo, andandogli addosso e facendo finta di aver preso una... Però non è un bel segnale che un ragazzo così giovane, è molto brutto, così promettente, possa fare una cosa del genere. Ti dico la verità, mi fa strano perché conoscendo dalla TV, non lo conosco personalmente, il ragazzo mi sembra un bravo ragazzo, però questa cosa qua, questo episodio qua è veramente, veramente brutto, veramente. Abbiamo deciso che e non continua il video, quindi non so se dopo Bergonzi ha preso la parola per dare il suo giudizio definitivo dicendo è un gesto antisportivo andare a cercare lui il contatto per fare ammonire l'avversario, per trarne un vantaggio, per ingannare l'arbitro, per ingannare il pubblico, per ingannare il calcio e per ottenere l'espulsione di Gagliardini, se dopo si fa venire anche là le paturnie e alzare la voce, dice con la bacchetta sul video c'è un gesto antisportivo, se lo ha fatto Bergonzi dopo,
questo video diventa inutile, vi godete la simulazione mia. Se invece non lo ha fatto ed è rimasto così bellino, non lo so, è un po'... vuol dire che si fanno due pesi e due misure, vuol dire che ti sei divertito quando era Napoli contro Inter e invece Como contro Verona niente, e vediamo le prossime, perché ce ne saranno di altre, non finisce qua il campionato, non finisce qua quelli che saranno le polemiche arbitrali, cose varie, simulazioni, accentuamenti. Quindi voglio, è malacqua, lo dico prima e lo diciamo prima, è veramente male acqua, perché quando poi, io ripeto e lo voglio dire a livello definitivo, arbitrare è un mestiere difficilissimo. Noi nella foga della partita ce la prendiamo, li prendiamo in giro, ci sentiamo maltrattati a tutti i livelli, però arbitrare è difficile. Quelli al VAR già è un pochino più facile, al caldo o al fresco della loro postazione di lissone, chiusi là, guardano e riguardano, però pure devono fare in fretta. Quelli che stanno nello studio un giorno dopo, 2 giorni dopo, anche mezz'ora dopo, con tutta calma, non si possono permettere di avere giudizi di questo tipo a convenienza, a situazioni, una sì e una no. Lì diventa veramente gravissimo. Di conseguenza io vi lascio alla fine del video, se ha senso continuare a guardare questo video, e vi abbraccio e vi bacio. Vado a preparare la live, perché dopo dobbiamo andare live. Una vittoria, un pareggio, una sconfitta, lo vedremo. Intanto forza Napoli sempre. Cerchiamo di stare uniti noi. Cerchiamo di stare uniti noi. Lo so che ognuno ha dei pareri diversi, però cerchiamo di fare gruppo, di fare squadra, perché dall'esterno tira una brutta aria. Sembra quasi che sai, poco. Allora, come on. What?
Fai fallo.